Musica, maestro. Dopo settimane di tira e molla, lettere e bifronti dal comune di Bassano, attacchi incrociati e trattative sottobanco, la politica scende finalmente in pista per il valzer delle nomine del Consiglio di sorveglianza e di gestione di Etra. I sindaci della multi-utility si sono riuniti a Cittadella per chiudere virtualmente l'era Levorato e aprirne una di nuova. Ecco come è andata a finire. Il nuovo presidente del Consiglio di gestione è Flavio Frasson, già segretario della CISL dell'US6 Padovana, coordinatore dello Spisal di Padova, già sindaco di Borgoricco per una quindicina d'anni, assessore provinciale, consigliere regionale e presidente dell'Ater di Padova. Il presidente del Consiglio di sorveglianza è invece Morena Martini, sindaco di Rossano Veneto. Fin qui la fredda cronaca delle nomine, ma per capirne un po' di più bisogna andare a scavare nei rapporti tra le forze politiche coinvolte in questa tornata. Pare infatti che sul nome di Frasson, volto noto dell'UDC, del quale si chiacchiera un recente passaggio in Lega, al momento non confermato, si siano messi d'accordo proprio il Carroccio e il PD. D'altronde il valzer si balla in due e se la danza funziona a Roma, perché non dovrebbe funzionare a Cittadella? Il parallelo è d'obbligo e calza ancora di più se si pensa che proprio a Roma l'unico antagonista del governo Draghi in questo momento è Fratelli d'Italia. E guarda caso il partito di Giorgia Meloni è quello che resta, nella persona di Enoch Soranzo, con il proverbiale cerino in mano nella campagna di manovre estive di Etra, alla faccia dei sondaggi in crescita a livello nazionale. E mentre Lega e PD piroettano cheek to cheek, rapiti dalla musica suonata da un'orchestra di sindaci nella quale stona solo l'uscita di Rovolon, a Fratelli d'Italia non resta che aspettare il passaggio di un pretendente per il prossimo ballo. Ma qui si rischia di diventare vecchi ad aspettare che il valzer della politica finisca di suonare.